giorno. Mi sono Giampeira de Buschie, sono di San Maurice di Fraise, la comune si da Pe, e si trova al Bessè di San Peire, la villa più importante della Val Varaccio. Le passo da 50 anni che mi occupo di danze della Val Varaccio. Di Valade Occitane d'Italia avevo guardato una partita di danze antiche, danze a figure, di Nanca Ribes la pulcro, lo valsere, la mazurka e tutto ciò. Ma la Valado che ha guardato mai di danze è la Val Varaccio. Dins 7 comuni avevo 2 dozzine di danze, una differente dall'altra. La danza, la Valado dunque Beleus ballon cade mai la Val Vermenagno, ma qui ha solamente 2 danze, ma hi ha ben de feste e la danza è veramente viva. Per noi è una causa importante della nostra cultura, perché queste danze sono vive nella popolazione. Sono pas de danze per dei gruppi folcloristici, per favere ai forestieri e tutto ciò. Sono de danze che noi balliamo normalmente nelle nostre feste. I balliamo quando facciamo baio. I baie sono de feste che vengono dalla tradizione, vieille, che si fanno dal tempo del Carnevale. Ma diciamo pas che il Carnevale, perché i baie sono de feste che si fanno sul serio. Con tutto il rispetto, quasi come feste per la religione, sono pas solamente in Val Varaccio, ma a San Peire, la villa che noi ha guardato i baie più importanti, più grandi. A San Peire si fa questa festa ciasche 5 anni e quando si fa hi ha da 400 a 500 uomini che si vestono e fanno baio. E queste nostre danze sono danze a figure. Vuol dire che hi ha tanti tocchi di musica, una per l'altra e sta tutta la danza, e dal stesso tempo i ballerini fanno delle figure differenti, camminano in can, camminano dall'alto, ballano salsit, viren, e a ciascun tocchetto di musica corrisponde una figura. È la musica che comanda i ballerini di cambiare da una figura all'altra. Queste danze sono danze di tutta la popolazione. Se fai pas una differenza tra ricche e povere, chi della villa, chi della campagna, tutti ballano a queste nostre danze. E una causa importante è che queste danze sono danze che ballano i giovani e i vecchi. Cominciano a minarsi in can, i mai che ballano le giovani da Maria perché le si agge, ma poi i vecchi continuano a ballare tutta la vita fino a 90 anni. Normalmente hi havia un violonere che suonava il violone. Il violone era il vecchio strumento in tutte le valade, ma si è perduto da tempo. Solamente in Val Varaccio se ne sta buono, aveva avuto chance di avere un violonere che era ben in gamba, che era vecchio e ha potuto donare sia musica e fare registrazioni negli anni 70, e come Giuseppe da Russo chiamava i di San Peire, e allora sapevano come era il violone della Val Varaccio, che era completamente differente dal violone della musica classica. In Val Mairo, la Valado qui da Pe, hi havia la viola. La Val Mairo è la Valado della viola. La viola era pas in tutte le valade, in Val Mairo e in Alto Valle Sturo. Poi quando sono sortiti gli armonici facevano gli altri strumenti perché erano più belli suonare e facevano più di tappaggi, suonavano più forte e tutto ciò. E gli strumenti piccoli avevano l'arbebbo, in italiano si dice scacciapensieri, e poi l'arbebbo, quando l'arbebbo è sparito, è sortito l'argadin, l'armonica bocca in italiano. In la Baia di San Peire, solamente gli uomini possono vestirsi, che sia di minà, ma deve essere di garzonetto, giusto che possono camminare. Da 2 anni e mezzo, 3 anni, si può cominciare a fare baio. Fino a 80 anni che fa baio, ma deve essere donne. I fremme hanno il lavoro, giusto organizzare cose, fanno altri ballen. In tal bal, uomini e fremme ballano insieme. La baia in tal bal è aperta ai fremme, ma la sfilata le meglio. Ma da altre baie della Valado avevano uomini e fremme. A San Maurice, il mio paese, ma ici da Pe, avevano i fremme.
La Baia Zamurisi è picciotto, la più picciotto della Valado, ha duberta in Fremont al 1922. Un'altra baia interessante della Valvaraccio, più grosso da quello Zamurisi, ma ben più picciotto della Baia Zampeire, è la Baia de Blinsk e la Muni di la BO.